Benvenuti a tutti, sono Rita, sono la volontaria di Un Sorriso in Più e sono molto contenta di ritrovarvi qui sul Sorriso in Più Family. Dopo tanto tempo di isolamento dovuto a questa strana situazione, non ci siamo visti per tanto tempo, però sicuramente vi ho sempre portato con me nel mio cuore, quindi adesso finalmente ci siamo, no? Ci siamo e possiamo rivederci, possiamo anche riabbracciarci, come si suol dire virtualmente, col sorriso, con gli occhi, con tutto il nostro cuore. Allora, diciamo che io una volta alla settimana io ho sempre fatto come attività con voi, sicuramente vi ricorderete, la lettura del giornale, che era un po' uno scambio di notizie tra me e voi, anche sulla nostra vita, sulla nostra quotidianità, ed era bellissimo perché appunto era proprio uno scambio. Oggi, da questo momento in poi, per una settimana, io sicuramente sarò Rita che porta le buone notizie. Però oggi io non voglio leggere il giornale, cioè ho scelto di non leggere il giornale. Prima perché era il primo incontro e io volevo essere il più diretta possibile, il più spontanea possibile. E secondo perché a me è capitata una bellissima notizia che voglio condividere con voi. Mi è nato un nipotino, è nato un nipotino per me, è nato Pietro qualche mese fa, 3 mesi fa, e mi è sembrata, oltre ad essere di per sé una notizia bella, perché le nascite celebrano sempre la vita, mi è sembrato bello condividerla con voi perché anche voi siete stati o siete nonne e nonni, quindi mi capite quando io dico non solo la gioia, l'entusiasmo, la carica, l'energia che mi dà Pietro in questo momento. Cosa ne pensate voi? È vero che è così? Alcuni di voi saranno anche bisnonni e forse è un bis valore ancora, no? Perché bisnonni, 2 volte nonni, è una cosa bellissima. Guardate, essere nonni è bellissimo, è stupendo. Mi viene in mente sempre Papa Francesco, mi vengono in mente le sue parole, che dà tanta importanza a questa figura, l'ha rivalutata moltissimo, perché sia sul piano sociale come aiuto alle famiglie, sia sul piano affettivo, ai bimbi, ai nipotini, i nonni danno tutto quello che c'è di positivo, anche i loro acciacchi e le danno volentieri ai loro nipoti. Mi piacerebbe la prossima volta parlare anche un po' con voi della vostra esperienza o del vostro vissuto rispetto a questa cosa. Chissà che non ce la faremo qualche volta. Ecco, io voglio proprio presentarvelo. Questo è Pietro, ma lo vedete? Ma questo è Pietro, è il mio nipotino Pietro. Vivace, vivacissimo, è uno sbirulino, un monello sbirulino. Adesso ha appena fatto la nanna e si è svegliato. Vedete com'è tranquillo, insomma, tranquillo, un po' agitato. Io me lo spupazzo, me lo bacio sulla testa così. Mio Pietro. Sapete cosa vi devo dire? Vi voglio dire questo, che io sono stata per tanti anni con i bambini perché facevo l'insegnante di scuola elementare e mi piaceva tantissimo stare con i bambini. Ma con Pietro è un'altra cosa perché vedo la vita in lui che cresce, vedo il futuro. Anche voi, no? Avete avuto in mano i vostri nipotini di pochi mesi. Pietro ha 3 mesi e mezzo e vi assicuro è già un birbante. Cosa vuol dire birbante? È che vuole fare quello che decide lui. Darà un po' di filo da torcere, ma no, non è vero. È un monellino simpaticissimo. E poi io me lo coccolo. Quando deve dormire gli canto la ninna nanna, quella che cantava la sua mamma, che faceva. Pietro faceva così. Ninna oh, il mio Pietro a chi lo do?
glielo do alla Befana che lo tiene una settimana, glielo do al lupo nero che lo tiene un anno intero, glielo do alla sua mamma che lo tiene tutta la vita. Così cantavo alla sua mamma Chiara e adesso canto anche a Pietro. Vedete che faccia da uccellino curioso che ha? È un CP questo qui, è proprio un CP che agita continuamente la manina. Quando agita la manina così è perché vuole qualcosa. Sapete cosa vuole sempre? Ve lo devo dire? Lo immaginate? Vuole il seno della sua mamma, perché mangia da lì e ciuccia, 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 vorrebbe sempre ciucciare. È una meraviglia vederlo mangiare dal seno della mamma, è una meraviglia. Eccoci, allora a questo punto io e Pietro vi salutiamo caramente, caramente, caramente. Pietro vi manda un abbraccio e un bacio come lui sa fare, Pietro, vero? Sì. E Rita, la nonna Rita, anche lei vi manda un bacio caldissimo, di gioia, di entusiasmo. La prossima settimana ancora insieme. Ciao!